Celebriamo in maniera degna i 30 anni della Città della Speranza con due iniziative importantissime, una al Teatro Verdi l'8 dicembre, un concerto che si chiama Mille Cuori, e poi il 16 dicembre, il vero e proprio compleanno, al Teatro Geux. Il prossimo 16 dicembre la Fondazione Città della Speranza celebrerà il suo 30° anniversario dalla fondazione, avvenuta il 16 dicembre 1994. In questi 30 anni la fondazione è cresciuta, diventando un pilastro nel volontariato, nella ricerca scientifica e nel supporto ai bambini. I festeggiamenti non saranno solo un momento di riconoscimento dei risultati raggiunti, ma anche un'opportunità per rinnovare l'impegno per il futuro, sottolineando l'importanza cruciale della fondazione nella lotta contro le malattie oncoematologiche pediatriche. Si arriva a questo traguardo che ha visto protocolli di cura che ormai sono adottati in tutto il mondo, usciti dai nostri laboratori, si è visto il numero di ricercatori crescere, bambini guarire, ma non siamo arrivati ancora dove vogliamo, a dare una mano a tutti i bambini e a poter curare tutti. Quindi è un compleanno sì, ma è anche una partenza per il futuro. Grazie alle donazioni, la Fondazione Città della Speranza è riuscita a finanziare la ricerca che ha portato a un aumento della percentuale di sopravvivenza al 90%. Vorremmo arrivare al 100%, quindi gli sforzi dei nostri ricercatori tendono a far sì che non solo nell'oncomatologia pediatrica, ma in tutte le malattie rare o non rare pediatriche ci possa essere sempre la possibilità di vedere un sorriso sulle labbra dei nostri piccoli. Il bilancio della Fondazione è notevole, in 30 anni è riuscita a raccogliere 110 milioni di euro, di questi 33 milioni sono stati utilizzati per costruire la Torre della Ricerca, dove lavorano 70 ricercatori interni e 210 dell'Università Patavina. Ogni anno vengono effettuate 2.500 diagnosi ai bambini di tutta Italia. Le donazioni, inclusi i lasciti testamentari, sono in aumento e la Fondazione guarda al futuro con ottimismo. Siamo molto contenti, non abbiamo ancora chiuso la campagna di Natale, che si sta però prefigurando come una delle migliori campagne degli ultimi anni, quindi si chiuderà sicuramente in crescita rispetto all'anno passato. Supereremo penso i 10 milioni di euro. Dopo la vicenda del Pandoro Ferragni è atteso un nuovo decreto per garantire maggiore trasparenza nelle iniziative di beneficenza. È necessario fare chiarezza sull'effettivo utilizzo delle risorse raccolte, ha affermato Franco Masello, il fondatore di Città della Speranza, anche grazie a nuove leggi. Una legge che vigili su chi opera nel volontariato, che chiarisca tutto, i rimborsi spese, come avevamo fatto, dove avevamo messi